Spesso quando vengono i clienti danno un'occhiata all'etichetta per capire le varietà di seme che ci sono, da come sono composte. Ma io vorrei fare un po' di chiarezza in merito a questo aspetto. Cosa può dare ogni specie di semente sul prato e come lo devo scegliere e cosa significa avere una festuca rispetto a una PO o rispetto a un loietto? Questa è una bella domanda, perché anche molti professionisti fanno confusione su quello che sono le caratteristiche delle specie contenute all'interno di un sacco di semi. Si parla di prato, si parla di miscuglio, ma non si fa mai mente locale al fatto che all'interno del sacco ci sono 2, 3, a volte anche 4 specie diverse, ognuna con delle sue caratteristiche. Quindi noi dobbiamo conoscerle per avere un minimo, indirizzarci un po' meglio su quello che vogliamo. Faccio il caso, Festuca rondinacea è la specie assolutamente più presente e probabilmente più utilizzata negli ultimi 10 anni in Italia. Perché? Perché ha un po' tutte le caratteristiche che servono ai giardini nostrani. Resiste abbastanza bene al caldo, robusta, si ammala abbastanza poco, ha bisogno di meno acqua rispetto ad altre specie, si comporta mediamente sempre molto bene. In una parola si dice che è versatile e adattabile, che è quello che oggi la gente vuole, ok? Quindi queste sono le caratteristiche di Festuca rondinacea. Non basta sapere questo e vedere che nel miscuglio c'è un po' di Festuca rondinacea. Il mio consiglio è quello che un buon mix a base di Festuca rondinacea deve contenerne almeno il 60-70%. Queste percentuali sono riportate in etichetta, per cui guardatele e verificate che sia un miscuglio ben proporzionato come percentuali e presenza. Se no, non fa le cose buone che ho detto che fa, perché è presente in quantità troppo bassa, almeno il 60-70%. E il resto della quantità, questo altro 30-40%, cosa potrebbe esserci dentro? Tipicamente 2 specie, il loietto, l'Olium perenne, e la Poa pratensis. Allora, il loietto viene spesso messo nei miscugli di ogni tipo e di ogni natura perché ha una caratteristica su tutte, è molto veloce a nascere. E questa cosa appaga l'occhio, ma è utile anche per agevolare la nascita delle specie più lente dentro il miscuglio. Quindi lui nasce subito e fa, come si dice, da specie pioniera. Quindi ferma il terreno, inizia a ombreggiare un po', aiuta le altre specie a nascere con più calma. Devo dire che oltre a questo aspetto i loietti di ultima generazione, quelli delle varietà più nuove, dei miscugli migliori, hanno delle caratteristiche di durata, di resistenza, di bellezza e di calpestabilità veramente importanti. Quindi è un'altra specie da tenere in grande considerazione. E tenete presente che se se ne ha il 10, 15, 20% è già una bella percentuale. L'ultima specie di cui facciamo menzione adesso è la Poa pratensis, che è la specie più elegante, probabilmente la più bella, probabilmente la più scura, quindi bisogna anche ricordarsi che Poa vuol dire colore molto scuro, c'è a chi piace, c'è a chi non piace. È altrettanto però una specie esigente, vuole abbastanza acqua e vuole tanto concime per essere bella, se no tende ad ammalarsi. Quindi vedete che ognuna di loro ha dei pro e dei contro. Forse quella che ha più pro e meno contro è la Festuca rondinacea, ma non si possono fare prati solo di Festuca. C'è sempre bisogno di almeno 2 o 3 di queste specie che vi ho parlato. Allora si ha un mix, si chiamano proprio miscele, no? Dei mix che a seconda delle stagioni, freddo, caldo, umido, secco, concime o non concime, qualche specie che c'è all'interno avrà sempre le sue condizioni ideali, per cui il vostro prato sarà sempre in buone condizioni. Bene, abbiamo capito molto bene cosa significa a questo punto il mix di specie e a questo punto buon acquisto e ciao a tutti, alla prossima.